Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Abbiamo trascorso un bel 25 aprile con tanto sole, tuttavia le condizioni meteorologiche sono destinate a cambiare e per questo ci aiutiamo con una mappa qui a fianco a me, a circa 5500 metri, ci fa vedere appunto la discesa di una saccatura in pieno oceano, una saccatura che andrà a scalfire la figura di alta pressione. Le correnti, come potete notare sull'Italia, saranno da sud-ovest e come ben sappiamo sono sintomo di un peggioramento del tempo che si manifesterà grosso modo in questi termini. Già nella giornata di venerdì arriveranno nuove nubi nel corso della mattinata, nel pomeriggio ci saranno le prime piogge sulle zone montuose e nella tarda serata qua e là qualche pioggia potrebbe interessare le aree pianeggianti. La giornata peggiore, se verrà confermata questa linea di tendenza, sarà quella di sabato, in cui avremo piogge un po' su tutta la regione, più diffuse sulle zone montuose, occhio a qualche possibile temporale. Le temperature sono destinate ovviamente a scendere durante il giorno, quindi si andrà sotto ai 20 gradi anche sulle zone pianeggianti. Domenica potrebbe esserci qualche nota di incertezza, mentre per quanto riguarda il destino meteorologico della prossima settimana le condizioni sono ancora incerte, nel senso che potrebbe avanzare un promontorio anticiclonico da oriente e potrebbe in qualche modo preservare il nostro territorio da altre incursioni atlantiche, però si tratta di un'evoluzione ancora molto dubbiosa. Con ora conclusa, auguro a voi tutti un buon fine settimana.